Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. Ricorre oggi il 44esimo anniversario della strage di Ustica. Per l'occasione il presidente Mattarella ha parlato di una ferita che resta ancora aperta perché una piena verità ancora manca. Approvata dall'Ars la manovra di variazione di bilancio che andrà a rivolgersi alle piccole e medie imprese per ridurre i tassi di interesse e i contributi ai comuni per i maggiori oneri sostenuti per il trasferimento dei rifiuti all'estero. Il presidente Schifani si è detto accanto ai problemi dei siciliani. Un uomo arrestato e uno morto. È finita così la lite tra vicini di casa sfociata ieri nel sangue a Mascali, nel Catanese. In manette Giampiero Blanco, 48 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, arrestato per porto abusivo di armi a ricettazione e accusato di aver ucciso, ferendolo mortalmente con delle forbici, Antonio Raciti, 41enne operaio edile, morto in ospedale a Giarre. Indagini in corso su un condominio di Trapani che sarebbe stato teatro di una violenza sessuale. La vittima sarebbe una 49enne che avrebbe subito degli abusi dal vicino di casa. È in chiusura il sequestro di quote e compendio aziendale di 3 società di San Vito Lo Capo attive nel settore ricettivo. Nei guai 2 coniugi adesso indagati per i reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.